Oggi, in questo preciso momento, si sta compiendo l'ennesimo massacro di cani ai confini della moderna e civile Europa. Siamo in Ucraina, uno dei due paesi, insieme alla Polonia, che l'estate prossima ospiteranno il campionato europeo di calcio 2012. Da mesi ormai in Ucraina si è scatenata un'uccisione di massa di cani per risolvere, come dicono loro, il problema randagismo in tutto il paese. Avvelenamenti, bastonate e addirittura spari con armi da fuoco. Si sta ricorrendo a tutti i mezzi possibili e immaginabili per sbarazzarsi di migliaia di cani. Ci troviamo di fronte a un autentico massacro, una mattanza orribile, una strage che è davvero difficile descrivere con le parole. Ho visto le immagini di queste uccisioni e dei poveri cani che vengono abbandonati sulla strada, addirittura madri uccise con i cuccioli in allattamento o persino gettati ancora vivi, come immondizia nei cassonetti. Sono immagini terribili, crudeli, che toccano davvero il cuore. Volontari di associazioni come l'OIPA sono partiti per Kiev, dove stanno cercando di fare il possibile per aiutare i randagi e testimoniare nel resto d'Europa quello che sta succedendo proprio sull'uscio di casa nostra. Non dimentichiamolo, questa strage ha come unico obiettivo quello di spianare la strada ai campionati del 2012, permettere alle squadre delle nostre nazionali di giocare un campionato di calcio in un paese senza randagi. Ebbene, io dico no, non può essere questo il prezzo da pagare per qualche partita di pallone. L'erba dei campi da calcio degli Europei 2012 non può essere intrisa del sangue di queste creature innocenti. Purtroppo ce lo insegna la Romania. Quello ucraino non è l'unico caso di maltrattamento di massa di cani nel vecchio continente. Il problema è che ancora oggi in troppi paesi europei mancano delle leggi obbligatorie sulla tutela degli animali da affezione, come cani e gatti. Proprio questa costituisce una delle mie battaglie principali in Europa. L'ho fatto con la Romania, scrivendo direttamente al commissario europeo John Dalli e presentando un'interrogazione parlamentare alla Commissione, e ho intenzione di farlo con l'Ucraina. Purtroppo non si tratta di un paese membro dell'Unione Europea, ma con l'Ucraina Bruxelles ha dei rapporti commerciali molto stretti ed è a questi che dobbiamo appellarci. Ho la ferma intenzione di portare all'attenzione del Parlamento europeo la strage che si sta compiendo in Ucraina e di scrivere alle autorità competenti affinché intervengano subito a fermare questo massacro. Farò tutto il possibile, come eurodeputato, affinché questa strage, che ha già mietuto troppe vittime, finisca il prima possibile.